Ma lo sapevate che nel nostro Polesine c'è una cittadina che ha dato il nome ad un mare? Vi sto parlando della cittadina di Adria, che ha dato il suo nome al mare Adriatico. Cittadina nel corso della storia è stata, proprio per la sua posizione, per la sua vicinanza al mare, ha avuto un importante ruolo, soprattutto per quello che riguarda il commercio legato all'acqua. Infatti lei ha conosciuto la testimonianza e ha visto il passaggio di popolazioni importanti come i Romani, gli Etruschi, i Greci, ma soprattutto i Paleoveneti. La testimonianza di tutto questo, della grande storia e della grandezza della cittadina, la si può trovare soprattutto visitando il Museo Nazionale Archeologico di Adria, dove si troveranno tracce della vita quotidiana legata al traffico proveniente dal mare, si troveranno tracce della storia di questa grande cittadina e tracce delle popolazioni che qui hanno lasciato la loro traccia. Il motivo per visitare il Museo Nazionale di Adria nasce soprattutto dal fatto che gli oggetti, i reperti che si trovano nelle sale di questo palazzo sono ritrovamenti fatti in loco, provenienti da collezioni private o da scavi del territorio. È consigliabile visitare il Museo Nazionale di Adria perché per gli appassionati di arte e di cultura, ma è importante soprattutto per la quantità e per la qualità degli oggetti ritrovati. Se decidete un giorno di approfondire le conoscenze legate alla nostra zona, quindi io vi invito a fare una visita al Museo Nazionale di Adria.